guida dei campionati siamo con Giulia D'Area. Giulia, giorno del tuo compleanno oggi, auguri intanto, hai segnato il gol della bandiera, per così dire, 4-1 il finale di oggi, che partita è stata? Diciamo che è stata una partita ovviamente per noi molto difficile. Campo grande e anche le condizioni a livello di temperatura di sicuro non ci hanno facilitato. E anche la pausa molto lunga è stato un altro elemento, quindi fisicamente le abbiamo sofferte tanto. Il primo tempo poi non riuscivamo neanche a trovare una disposizione adeguata, in quanto loro si muovevano molto e quindi noi abbiamo fatto tanta fatica. Il secondo tempo paradossalmente abbiamo difeso meglio il campo, però poi ci sono sempre stati quegli errorini che hanno portato i loro gol, insomma. Comunque dai, rispetto a come era l'andata e rispetto in generale al girone d'andata, un miglioramento c'è. Dicevi un po' della fatica di fare il gioco, dovuta magari al fatto anche che in queste settimane avete caricato parecchio, insomma. Sì, diciamo che quando si gioca contro una squadra del genere si spende tanto in fase difensiva, quindi poi quando si ha la palla non si ha molto spesso la lucidità e la forza per poter costruire il gioco. In più ovviamente la squadra gioca un po' più bassa come baricentro, quindi si fa anche più fatica a trovare soluzioni. E poi comunque loro, sì, in difesa sono bravi ed è veramente difficile trovare l'imbucata giusta. Bisogna fare proprio il passaggio pennellato, ecco. C'è qualcosa che salvi? Sì, no, ho detto, cioè comunque rispetto all'andata ci sono dei miglioramenti, quindi sì, poi ovviamente queste partite sono un po' difficili da valutare lo stato di salute della squadra perché ovviamente si gioca contro una squadra che ha un alto livello soprattutto sia fisico che tecnico, anzi. E quindi è un po' difficile valutare. Niente, continuiamo a lavorare e speriamo bene per poi le partite che per noi contano. Infatti proprio ci saranno delle partite importanti più avanti in questo mese, però sabato andrete a Verona. Sì, andiamo a Verona, è un altro campo molto molto difficile, cercheremo come sempre di dare il nostro meglio, all'andata abbiamo fatto molto bene, soprattutto il primo tempo, cercheremo di rifare un primo tempo del genere, insomma di commettere il meno errori possibile perché comunque ne commettiamo tanti e tanti gol li regaliamo sempre noi. Però niente, continuiamo a allenarci e poi speriamo per il finale di campionato. Grazie Giulia e ancora tanti auguri. Grazie mille, ciao a tutti. Mister, cosa si può salvare di oggi, anche se Giulia D'Area ha detto salvo l'atteggiamento della squadra rispetto a quello dell'andata? Sì, beh, sicuramente all'andata era stata la peggior partita nostra che non eravamo in campo, purché nonostante che abbiamo trovato una Fiorentina che secondo me è una delle prime tre più forti in Serie A. Oggi devo dirle brave alle ragazze perché hanno messo tutto in campo contro un avversario tosta e abbiamo fatto secondo me anche una bella figura nonostante ci siamo difesi. Siamo riusciti a fare anche un gol su una delle poche azioni, quindi va bene così. Queste non sono le partite nostre, adesso sabato andiamo a Verona, sarà un'altra partita tosta, spero che le ragazze mettino tutta la grinta possibile e dopo inizia il nostro piccolo campionato con le nostre, le ultime tre partite, quattro partite, e quindi ce le giocheremo. Guardando un attimo i risultati di oggi, c'è una sorpresa, quello della Roma che è andata a vincere a Tavagnacco. Sì, brava la Roma che è andata a Tavagnacco a vincere, e le altre mi sembra che hanno perso un po' tutte, tranne il Bari che ha vinto col Sud-Tirol, è andata anche abbastanza bene a noi. Il Bari infatti che sale a 10 punti in classifica resta sempre corta dietro, comunque la zona salvezza rimane lì a 2 punti. Sì, come ho detto prima, noi abbiamo, tra virgolette, l'ultima partita molto tosta con le prime che è sabato a Verona. Sarà una partita dove troveremo la concretezza della squadra per affrontare le ultime quattro partite e per fare il rush finale. Grazie mister. Buonasera a tutti. Evelyn Vicchiarello, Evelyn, una bella punizione a giro per portare la tua squadra sul 2-0, complimenti intanto. Vabbè, grazie. E vabbè, è stata una partita che abbiamo un po' faticato a trovare il gioco, poi una volta sbloccato il risultato diciamo che la partita l'abbiamo messa in discesa. Per confermare il trend, Rinaldi, la tua collega, la tua compagna di squadra, ha fatto un altro gol entrando dalla panchina. Vabbè, Deborah si fa trovare sempre pronta, ogni volta che entra poi mette sempre il sigillo, quindi è una giocatrice che è sempre sul pezzo.
Cosa salvi della partita in generale della tua squadra e cosa magari non ti è andato bene? Ma oggi, come ho detto prima, abbiamo faticato tanto, sarà stato il caldo, il mese di stop che comunque sicuramente ha influito e diciamo che trovo poche cose dove abbiamo fatto bene, dai. Grazie intanto e buon campionato. Grazie a voi. Siamo con mister Sauro Fattori. Mister, per centrare il secondo posto era obbligatorio vincere, però hanno vinto anche tutte le altre. Ma è normale, noi stiamo aspettando un po' qualche sconto diretto da parte di loro, visto che noi li abbiamo già quasi finiti. Noi dobbiamo pensare a vincere, poi se gli altri sono bravi a vincere come noi, bravi. Insomma, però quando vincono non rammarico, non sento neanche i risultati degli altri quando vinco, perché io ho fatto il massimo. Se gli altri sono stati bravi come me, va bene. Nel secondo tempo ti è sembrata una Fiorentina un attimo in calo oppure è mancato un attimo di concentrazione? Sì, secondo me quando poi siamo andati sul 3-0, 4-0, siamo un po' alla intensità e questa è una cosa che a me non piace sinceramente, però può succedere i primi caldi e poi dopo un mese di stop. Però insomma noi dobbiamo ritrovare subito i nostri binari perché non dobbiamo assolutamente mollare niente, insomma. Infatti andrete in un campo difficile, quello di San Zaccaria, sabato prossimo. Sì, certo, è uno scontro importante, è una buona squadra e noi dobbiamo essere bravi ad affrontarli. Naturalmente avremo una settimana in più, cioè questa partita qui sicuramente ci ha fatto bene, perché ci fa abituare un po' anche al caldo, a capire un po' la situazione e poi dopo insomma andiamo là e andiamo sicuramente per vincere. Insomma. La Fiorentina conferma che l'obiettivo minimo è il secondo posto oppure qualcosa in più? No, sai, l'obiettivo minimo è fare 18 punti, oggi abbiamo fatti 3, ne mancano ancora 15, poi se gli altri saranno bravi a farli quanto noi, naturalmente noi speriamo in qualche passo falso e ci dobbiamo fare trovare pronte. C'è un risultato sorpreso oggi, quello della Roma che ha vinto a Tavagnacco. Come lo giudichi? Ma io giudico che adesso le squadre si devono salvare giustamente dando il massimo. Il Tavagnacco, che è una squadra che a noi ha tolto molti punti così, mi auguro non molli, insomma, e continui a rifare. Può essere stato un passo falso che può succedere dopo un mese di sosta. Grazie mister e buon campionato ancora. Anche a lei, invece.